Volgete a me lo sguardo, e il cuore dei puri non sia inquieto, perché il figlio dell'uomo è tornato. Gianna, io ti libero dal male che ti affligge nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lascia tutto e seguimi. Diventa per me pescatore di anime. Te l'ho detto, non mi serve niente. Sicuro? Vabbè, moltiplica il pesce. Ah, quindi tu saresti... Allora fammi il miracolo, no? Fratello carissimo, ricordi quando dissi chiedi e ti sarà dato, cerca e troverai e bussa e ti sarà aperto? Allo stesso modo ti dico, sfamami. Mi dispiace, non ho niente. Guarda, non c'ho niente. So da ieri. Mi dispiace, ma qui non ospitiamo nessuno. Perché secondo te io sarei nessuno? Mi dispiace, buonasera. Senti, a Jesus Christ Superstar, guarda che la roba che ti si fa ultimamente ti fa molto male. Se vuole roba buona te la do io. È vero che la diamo noi a amici la roba, eh? A tutti voi dico, il regno dei cieli sta per compiersi. E quando quel giorno arriverà, e sarà presto, beati saranno i misericordiosi, gli operatori di pace e tutti coloro che saranno stati derisi e perseguitati a causa mia. Sei sicuro di quello che stai facendo? Pietro, uomo di poca fede. Ma non si tratta di avere poca fede, perché a questo gli hanno già fatto l'autopsia. Magari scegliene uno morto da meno tempo.